Un messaggio dell'arcivescovo di Agrigento, Monsignor Alessandro Damiano, è stato rivolto ai sindaci e ai consiglieri comunali neoeletti alla guida dei comuni della provincia e dell'arcidiocesi di Agrigento, in occasione delle elezioni che si sono svolte alla provincia in ben 14 comuni dell'Agrigentino nello scorso fine settimana. Gentilissimi sindaci e consiglieri neoeletti alla guida dei comuni della nostra diocesi, nell'augurarvi, afferma Don Damiano, il classico buon lavoro, desidero attingere a due fonti diverse, dalla psicologia e dall'insegnamento sociale della Chiesa Cattolica. Michael Tomasello, psicologo e attuale condirettore del Max Planck Institute per l'antropologia evolutiva di Lipsia, afferma che gli esseri umani possiedono un sofisticatissimo pensiero relazionale. L'uomo, ossia, si differenzia dagli animali non solo per la sua tecnologia, ma soprattutto e anzitutto per la sua singolare capacità di relazionarsi. Il bene del mio prossimo è il mio e viceversa. L'insegnamento sociale della Chiesa lo denomina bene comune, non il bene del singolo io o del singolo tu, ma il bene di tutti e di ciascuno. Il bene comune è fondato e radicato sulla dignità inalienabile di ogni persona. Si attua principalmente attraverso due principi che la Chiesa ritiene basici della convivenza sociale, civile e politica: la solidarietà e la sussidiarietà. La solidarietà, afferma Don Damiano nel suo comunicato, la solidarietà sociale tutti sappiamo che cos'è, grazie al concetto di welfare, ma la sussidiarietà che cos'è? Il compendio della dottrina sociale della Chiesa scrive che la sussidiarietà protegge le persone dagli abusi delle istanze sociali superiori e sollecita queste ultime ad aiutare i singoli individui e i corpi sociali intermedi a sviluppare i loro compiti. Questo principio si impone perché ogni persona, famiglia e corpo intermedio ha qualcosa di originale da offrire. La mia non vuole essere per nulla una ricetta, ma solamente un pensiero, afferma Don Damiano, che da vescovo, da cittadino desidero condividere con voi. Crisi economica, tempo post-pandemico, le guerre che ci attanagliano, ma forse ancora oggi, anteponendo la dignità inalienabile, intoccabile di ogni persona, il bene comune, la solidarietà e la sussidiarietà a interessi personali, possiamo sperare davvero in un mondo migliore. Possiamo insomma costruire quotidianamente tanti piccoli ponti di pace che insieme fanno e sono la loro pace. Questo il comunicato stampa che il vescovo di Agrigento Alessandro Damiano ha voluto fare ai neoeletti sindaci e consiglieri comunali alle scorse elezioni che si sono svolte nella nostra provincia.